Buongiorno e ben ritrovati cari amici camminatori, pellegrini e viandanti. Giovedì 20 marzo, domani finalmente solstizio di primavera e noi non ci siamo ancora stancati della neve. Col Fabio, dopo un periodo di sosta forzata dovuta a piogge, dovuta a qualche febbriciatola e così, oggi abbiamo fatto una ciaspolata facile, vedete alle nostre spalle. Cima Coppolo, siamo sullo spartiacque tra la Mon qui alle nostre spalle e davanti a noi il Passo del Brocon. Noi siamo saliti dal Passo del Brocon. C'è ancora parecchia neve da queste parti, vero Fabio? Abbastanza, dai 1700-1800 metri in poi.
Sì, non è una ciaspolabile facile facile, da qui però si fatica a proseguire, ci vorrebbero ramponi e soprattutto una picozza. Il Monte Coppolo sta dietro le nostre spalle. Bellissima visuale oggi sulle palle di San Martino, sulle creste di Ceremana, su Cima Cece, i Lagorai orientali, su Cima d'Asta e il gruppo di Cima d'Asta, per non parlare poi del Cimonega, del Pavione, li vedete qui dietro di noi, davvero un colpo d'occhio formidabile oggi e valeva vero la pena. Cosa dici, Fabio? Assolutamente, poi le immagini diranno tutto, caro Dario. Diranno tutto. Sì. Anche oggi è una giornata bella, di sole, non c'è aria, splendida, dai, per fortuna. Dai, speriamo che l'inverno sia passato e che così questa possa essere anche l'ultima neve, ormai non si scia più, gli impianti stanno chiudendo, per cui dai, contiamo che la primavera arrivi presto. Cari amici, continuate a seguirci dal Monte Coppolo, un saluto a tutti e buona montagna a tutti, ciao! Ciao!